Gianluca Pasini della Gazzetta dello Sport. Gianluca, che cosa sono per te le Kinderiyadi? Penso che siano un momento che, se uno non è appassionato di pallavolo, lo vede come una delle tantissime manifestazioni giovanili che ci sono in Italia. Invece, facendo un giro di basta mezz'ora, secondo me ti rendi conto che è qualcosa di veramente importante, coinvolge non solo tutte le regioni italiane, addirittura quest'anno è stato sdoppiato tra beach e indoor, ma coinvolge un sacco di persone, un sacco di appassionati, è diventato veramente un punto di riferimento storico ormai, perché ha una lunghissima tradizione. La pallavolo in questo momento, cosa sta passando secondo te, che hai modo di scrivere tutti i giorni di questo movimento? Presumo che la pallavolo in questo momento stia risentendo di una crisi che è generale, ma di più secondo me ha una crisi di idee, una crisi di voglia di ripartire, perché la crisi economica ti dà molto più fastidio se tu non hai le idee per cercare di contrastarla. Grazie. Ciao.